Restrizioni fino al 22 febbraio, ma per il presidente Zaia i confini vanno riaperti, contrario invece alla proroga delle lezioni a scuola fino a fine giugno, e sulla compravendita di vaccini conferma, noi andiamo avanti. Covid in rianimazione in condizioni serie. All'ospedale di Padova 2 bambini originari del Veneziano e del Veronese nella lotta al virus. I giovanissimi che si aggravano sono il nuovo fronte. Scoppio vicino all'abitazione a Vicenza dell'eurodeputata del PD Alessandra Moretti, timori di un possibile attentato, indagini a 360 gradi, la procura apre un'inchiesta. La giornata mondiale del malato, i vescovi veneti celebrano la messa e parlano ai fedeli del Covid. A Padova il vescovo Cipolla parla dei vaccini anti-Covid e dice: io ho fiducia. Venezia, ordinanza in vigore da domani a domenica per evitare gli assembramenti per il carnevale. Oggi giovedì grasso, pochi visitatori, pochissime maschere anche in piazza San Marco. Dopo la chiusura forzata per il virus, anche Palazzo Ducale a Venezia torna ad accogliere i visitatori. Il più importante museo civico veneziano riapre in concomitanza con altre gallerie statali. Inizia male il mondiale di sci per gli azzurri. Oggi, dopo 3 giorni di cancellazioni causa maltempo, le prime 2 gare di Supergigante che hanno visto gli italiani fuori dal podio. Ben ritrovati, buonasera. Il notiziario del Veneto parte con il punto stampa del presidente Zaia della giornata di oggi. Il governatore si è detto favorevole alla riapertura dei confini, salvo poi dover ascoltare il diktat del governo che vieta gli spostamenti tra regioni almeno fino al 22 di febbraio. Poi la posizione sulla scuola per il presidente Zaia è un insulto alla DAD, far restare i ragazzi per tutto il mese di giugno in aula. E poi la parte dei vaccini, il governatore dice: andiamo avanti. Se mi chiedete la mia posizione tra aree con zone dello stesso colore giallo, penso che ormai sia scontato che si possa andare verso un'apertura del confine regionale. I dati di oggi, con 1.708 ricoveri totali, dei quali 107 terapie intensive, sembrano confermare la permanenza del Veneto in zona gialla. A cambiare avrebbe potuto essere invece dal 15 febbraio la mobilità tra regioni, tema sul quale oggi il governatore si è espresso favorevolmente, salvo poche ore dopo vedere confermata la volontà di altri governatori regionali con la chiusura dei confini almeno fino al 22 febbraio. Ancora per 10 giorni dunque non si potrà uscire dal Veneto senza giustificato motivo. Contrario invece il governatore alla possibilità di prorogare le elezioni per tutto il mese di giugno, come è da ipotesi trapelata dal nuovo esecutivo di Draghi. Se passasse questo principio vuol dire che certifichiamo che la DAD non è servita a nulla. Intanto anche il Veneto è in attesa del provvedimento governativo che dovrà decidere per l'apertura o meno degli impianti sciistici per il 15 febbraio. Stiamo preparando l'ordinanza, fermo restando che dovremo avere la conferma se si apre o no. Sulla ripartenza degli impianti decisiva la posizione del governo, contro la quale Zaia afferma di non potere nulla. Sui vaccini invece afferma si va avanti. Se esiste un mercato parallelo in cui comprare sarebbe una colpa non cercarli. Io vedo questo scenario che da qui alle prossime settimane intravedo un mercato sempre più libero, perché sto vedendo un'escalation di proposte, di contatti che ormai riguarda anche persone di seconda, terza, quarta mano. Ai veneti però Zaia chiede di non farsi illusioni. È una strada, diciamo, che per noi non nota, che stiamo iniziando a intraprendere, e siamo arrivati appunto alla richiesta di un'offerta. Se ci mandano l'offerta vi dico: ragazzi, questa è l'offerta, adesso se non ce la mandano vi dirò: ragazzi, hanno chiacchierato tanto per nulla. Secondo la comunicazione di ieri sera, dalla Commissione europea non è arrivato alcuno stop decisivo, motivo per cui Zaia conferma di voler andare avanti scremando le offerte che quotidianamente la regione sta ricevendo anche dal mercato extraeuropeo. Di proposte ne arrivano tante. Scartate quelle che sono poco sostenibili o parlano di vaccini che non sono autorizzati, ne sono rimaste un paio che il dottor Flora sta scandagliando in maniera più profonda. Confermo che abbiamo chiesto per iscritto che ci venga formulata una proposta scritta, quindi una base contrattuale. Allora, avete sentito, i vaccini mancano, ma l'organizzazione delle ULSS sul territorio è pronta. La regione le aspetta da più case farmaceutiche mondiali. La Regione Veneto è a caccia di vaccini. Dopo quelli delle 3 note case farmaceutiche ne arriveranno altri, assicura l'assessora Lanzarin, che spera in tempi di consegna brevissimi. Noi siamo pronti, tutte le USL hanno già attrezzato palestre, fiere, centri culturali, centri ricreativi, patronati, e hanno già in programma anche di fare tante vaccinazioni. Si parla addirittura di circa 2.500-3.000 vaccinazioni al giorno. Quindi la macchina organizzativa è pronta, ci servono i vaccini.
L'assessora invita tutti a non abbassare la guardia, basta guardare a cosa succede in altre regioni d'Italia, dice. Massima attenzione, senso di responsabilità e senso civico sono le frasi che ormai sentiamo recitare tutti i giorni, in attesa di novità dal Ministero. È chiaro che noi vorremmo avere più vaccini, perché solo avendo più vaccini potremmo mettere in sicurezza e in protezione la maggior parte della gente, dei cittadini, ma soprattutto le categorie più fragili. Noi stiamo percorrendo tutte le strade nella massima trasparenza, le città e nei percorsi che sono previsti e quindi che sono possibili, perché il nostro obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza i veneti e potremo mettere in sicurezza solo i veneti vaccinando la maggior parte della popolazione. La nostra velocità di vaccinazione è dettata dai quantitativi di vaccini che arrivano e purtroppo lo sappiamo a volte il pomeriggio prima. Ribadisco che la macchina organizzativa è pronta, noi siamo come una Ferrari pronta a scattare, ma la cui velocità è dettata dal quantitativo di carburante che viene messa in quella macchina. In questo momento abbiamo, dal punto di vista organizzativo, una Ferrari che sta viaggiando come una Fiat 500 dell'epoca, no? Test salivari per rilevare la presenza del Covid. L'Università di Padova, per verificarne l'efficacia, ha analizzato i risultati dei campioni ottenuti testando i propri dipendenti. Vediamo che cosa è emerso. Il test salivare molecolare per la ricerca dell'infezione da Covid è efficace al 98%. Lo dimostra uno studio condotto da ottobre a dicembre 2020 su oltre 5.500 dipendenti dell'Università di Padova. Sono stati 5.579 i dipendenti che hanno aderito al programma per un totale di 19.850 campioni salivari, valutati con tecnica molecolare. Una piccola percentuale di persone ha poi abbandonato il programma dopo la prima raccolta, ma i restanti 5.350 dipendenti hanno ripetuto il test della saliva utilizzando un batuffolo di cotone masticato al risveglio da un minimo di 3 a un massimo di 5 volte per 11 settimane. In questo lasso di tempo sono stati identificati 62 campioni positivi. I dipendenti risultati positivi alla saliva sono stati poi sottoposti entro 24 ore al tradizionale tampone nasofaringeo e i test hanno avuto una concordanza del 98% dei casi. L'unico paziente con test salivare positivo ma tampone nasofaringeo negativo presentava una bassa carica virale. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell'azienda ospedaliera di Padova, coordinati dal professor Mario Plebani, direttore del Dipartimento Interaziendale di Medicina di Laboratorio. Lo studio è stato pubblicato ora da una prestigiosa rivista scientifica. L'uso dei test salivari ha consentito di arginare i contagi all'interno dell'Ateneo. Entro 24 ore dal risultato positivo, ha spiegato il professor Plebani, è stato attivato il tracciamento dei contatti per dipendenti e studenti che frequentano lo stesso ambiente di lavoro. Questo ha permesso di identificare 3 dipendenti positivi che sono stati immediatamente isolati, impedendo così lo svilupparsi di focolai all'interno dell'università. Ora andiamo a Vicenza. La procura ha aperto un'inchiesta sulla bomba carta fatta esplodere nelle vicinanze dell'abitazione dell'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. Svariate sono le piste, tra l'altro nella stessa via in cui abita Moretti ci sarebbe anche la sede della Caritas. Esplosione nel cuore della notte a poche decine di metri dall'abitazione dei familiari dell'europarlamentare Alessandra Moretti, via Pasi a Vicenza, e subito il timore è stato quello dell'attentato all'esponente politica del Partito Democratico. Si indaga a 360 gradi, così gli uomini della Digos della Questura di Vicenza sono a lavoro per far luce sull'evento dinamitardo che ha svegliato nella notte tra lunedì e martedì i residenti della via tra il quartiere Araceli e Santa Lucia. Una bomba a carta, si è detto inizialmente. Oggi gli inquirenti l'hanno catalogata più come un grosso petardo, esplosa tra le 2 e le 3 di notte. Un botto fortissimo che ha costretto gli abitanti ad aprire le finestre. A dare l'allarme sarebbero stati fin da subito proprio i familiari di Alessandra Moretti. L'europarlamentare invece è a Bruxelles. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura per il sopralluogo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona sono al vaglio per capire chi a quell'ora di notte si trovasse nella via. Ancora tutto da capire se l'esponente politico o i suoi familiari fossero i destinatari dell'esplosione che di fatto è
avvenuta a qualche decina di metri dall'abitazione dall'altra parte della strada, oppure se vi possano essere altri destinatari o ancora una brutta goliardata, come la stessa europarlamentare si augura in un post messo su Facebook e con il quale commenta brevemente l'accaduto, confidando sulle indagini della polizia. Intanto sono arrivati dal mondo politico locale e nazionale messaggi di condanna dell'accaduto e di solidarietà ad Alessandra Moretti. Andiamo a Treviso, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Branko Đurđević, il 36enne che ha sparato allo zio lunedì pomeriggio. La questura ha dichiarato si è consegnato perché aveva capito che non avrebbe potuto andare da nessuna parte. È stato convalidato l'arresto di Branko Đurđević, il 36enne che lunedì scorso ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco colpendo lo zio Gioco, detto Domenico, 52 anni, alla testa. Lo ha visto accasciarsi, ha raccontato, ed è scappato. Ora è rinchiuso nel carcere di Venezia con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'arma. In questura questa mattina la ricostruzione di quanto avvenuto in Borgo Capriolo, la fuga e poi l'arresto. Abbiamo eliminato subito, nell'arco appunto di poche ore, un pericolo per la cittadinanza, perché ci siamo messi subito sulle tracce di questa persona, l'abbiamo localizzata, si è nascosta per pochissimo tempo e dopo comunque è stata costretta a consegnarsi. Oggi davanti al GIP ha deciso di restare in silenzio. Branko avrebbe fatto fuoco al termine di una violenta discussione che ha avuto come oggetto le nipotine di Domenico Đurđević, di cui una, la più piccola, vive in Croazia con la madre e che Gioco non sarebbe più riuscito a vedere. Le prove sono pressoché schiaccianti, non ci sono dubbi sulla responsabilità di questa persona. È stata utilizzata un'arma da fuoco, quest'arma da fuoco la stiamo ricercando attivamente. Branko avrebbe fornito anche una versione su dove aveva messo l'arma, ma rivelata poi falsa. Sul fatto che qualcuno possa averlo aiutato sono in corso accertamenti. Durante la fuga ha utilizzato il cellulare solo per pochi istanti, ha telefonato ai parenti e sarebbero stati loro a mediare con la questura la sua consegna spontanea, concordando un luogo in cui essere prelevato dai poliziotti. È stato rintracciato a 2 chilometri da Borgo Capriolo. Non ci sono zone franche, tuona ora il questore. Effettivamente abbiamo voluto riaffermare che non ci sono zone franche nel territorio italiano e soprattutto qua a Treviso. Ogni controversia deve essere risolta con gli strumenti e le risorse che sono messe a disposizione dalla legge. Non è consentito farsi giustizia da soli. Il Covid e i bambini piccoli, ci sono 2 giovanissimi ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Padova per un'infiammazione che pare si manifesti dalle 2 alle 6 settimane dopo aver contratto l'infezione. Sarebbe questo un nuovo fronte nella lotta al coronavirus. Vediamo. Preoccupa il nuovo fronte del coronavirus dopo il ricovero in gravi condizioni di 2 bambini a causa di una sindrome infiammatoria sistemica conseguente al Covid-19. Il primo caso riguarda un bambino di 11 anni risultato positivo al virus a inizio gennaio. All'inizio il piccolo era asintomatico, poi dopo qualche settimana la febbre è salita e sono iniziati i problemi respiratori. Dall'ospedale di San Donà, dove era stato inizialmente ricoverato in pediatria, il piccolo è stato trasferito a Padova, dove è tuttora ricoverato. Un caso simile negli ultimi giorni si è verificato anche nel Veronese con un bimbo di 8 anni finito in rianimazione. Anche in questo caso i sintomi gravi si sono manifestati diverse settimane dopo il contagio e sono oltre 20 i bambini che hanno manifestato questa grave sindrome infiammatoria ricoverati a Padova nella seconda ondata. Stiamo vedendo raramente, in pochi casi, che 2-6 settimane dopo aver contratto il Covid, alcuni bambini che hanno una suscettibilità individuale sviluppano una sindrome infiammatoria che colpisce più organi. Nell'80% dei casi può colpire il cuore, può colpire i polmoni, può colpire i reni, il sistema nervoso centrale, l'apparato gastrointestinale. Fatture false ed evasione fiscale, ora andiamo nel Vicentino, il settore, quello dei metalli. I finanzieri hanno sequestrato beni, pensate, per oltre €1 milione, 9 le ditte implicate. A fare da società cartiera un imbianchino con la passione del rally.
Di professione in bianchino, con SRL a Piovene Rocchette, ma come secondo lavoro faceva da tramite attraverso una cosiddetta società cartiera ad altre ditte per fatturazioni inesistenti. La Guardia di Finanza di Schio e Vicenza, attraverso un'attività di polizia economico-finanziaria, è arrivata a smascherare l'attività fraudolenta. Attraverso l'incrocio di molteplici banche dati con metodiche elaborate nell'ambito del Comando Provinciale di Vicenza è stato possibile individuare e successivamente sottoporre ad indagini di tipo amministrativo e giudiziario. 10 le persone indagate per dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. 9 le ditte implicate, di cui 5 nel Vicentino, una a Montebelluna nel Trevigiano e altre a Pisa e Brescia. Messa a nudo una frode all'IVA dal 2016 al 2019 per 4 milioni di euro ed eseguito un sequestro preventivo per oltre 1.200.000 euro a 5 imprese. Tramite questa attività secondaria, perché lui normalmente fa l'imbianchino, ha permesso di avere un tenore di vita nettamente più elevato rispetto all'attività svolta tramite la sua ditta individuale e di permettersi anche un tenore di vita abbastanza lussuoso, testimoniato sia dai suoi consumi sia dal valore della sua villetta sottoposta a sequestro. Imbianchino, che attraverso l'attività illecita aumentava il suo reddito di 60.000 euro all'anno, in 3 anni 180.000 euro. Di fatto la SRL si interponeva in maniera fittizia, omettendo la compilazione di modelli di comunicazione nei rapporti commerciali per l'acquisto di materiali in lamiera da ditte straniere, dalla Slovenia, Slovacchia e dall'Ungheria, e il reale destinatario dei beni, emettendo e ricevendo fatture per operazioni inesistenti. La stessa merce di fatto non arrivava alla SRL priva di qualsivoglia struttura, ma arrivava ai diretti beneficiari, talvolta triangolando su altre società. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo dal maltempo con la Protezione Civile del Veneto che ha emesso un avviso di criticità per vento forte lungo le zone costiere e pianura limitrofe, valido dalle ore 16 di oggi 11 febbraio e fino alla mezzanotte di sabato. Le previsioni indicano dal pomeriggio di oggi alla serata di sabato 13 venti persistenti di bora, attesi e a tratti forti su costa e pianura limitrofa, specie quella centro-meridionale, con probabile fase più intensa proprio nella giornata di sabato. Fiducia piena nel vaccino anche per il vescovo di Padova. Lo ascoltiamo oggi nella celebrazione durante la giornata mondiale del malato. La scienza e la tecnica sono capacità che il Signore dona a noi uomini e sono realtà che noi possiamo valorizzare proprio per mettere in pratica quello che il Signore ci insegna. Non c'è assolutamente contraddizione. Quindi il mio invito, se la cosa può servire, è quello di procedere con le nostre vaccinazioni. Io non mi sono ancora vaccinato perché non è ancora arrivato il mio tempo. Quando sarà il mio turno lo farò subito. In questo momento storico così particolare il cristiano deve continuare a vivere con speranza. Il vescovo di Padova assicura che è la speranza l'aiuto reale a tutti gli uomini di fede e no. Deve però esserci anche speranza verso la ricerca scientifica e la Chiesa, dal Papa ai vescovi, si è espressa chiaramente, per esempio sui vaccini, ricorda Don Cipolla. Nella giornata del malato e in quella anche del suo 66esimo compleanno, il pastore prima ha visitato di buon mattino i bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica, poi ha incontrato direttivo, volontari e famiglie dell'AIL di Padova nella sede di via Gabelli. Qui, come in tutte le nostre realtà di volontariato, si vive il Vangelo, il diritto alla vita, ha detto il vescovo. Continuiamo a contagiarci con il bene, ha concluso. È stata firmata oggi un'ordinanza per la limitazione all'accesso di alcune strade e piazze del centro storico di Venezia al fine di evitare assembramenti in occasione del weekend di Carnevale. Da domani a domenica 14 dalle 15 alle 21 la polizia locale regolerà l'accesso in alcune zone della città. Le zone sulle quali si potranno verificare le restrizioni sono a Mestre, Riviera 20 Settembre, vie limitrofe, Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi. A Venezia, Sestiere Canareggio, Fondamenta degli Ormesini, Fondamenta della Misericordia, da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziare, Sestiere San Polo, Campo San Giacopo e Campo Cesare Battisti. E a proposito di carnevale, oggi è giovedì grasso, un carnevale praticamente azzerato dal Covid. Andiamo in piazza San Marco, dove davvero le maschere erano poche.
È giovedì grasso, ma non sembra. Non bastava il coronavirus. In una giornata dal tempo instabile ci si sono messe anche la pioggia e un po' di acqua alta. E persino in piazza San Marco, tra saracinesche abbassate, in alcuni casi da mesi, è difficile incontrare qualcuno vestito in maschera. I pochi temerari che lo hanno fatto sono subito circondati da fotografi. Di dove siete? Di Vicenza. Io di Venezia. Cioè, siete stati più coraggiosi della pioggia? Eh sì, il carnevale non deve morire, per cui deve essere sempre vivo, anche col Covid, secondo me. E quante maschere avete visto in giro? Quante maschere abbiamo visto? Bah, io e lui intanto. I costumi ve li fate voi? E questo è tutto un costume fatto tutto da me, maschera compresa. Poco dopo i due amici vicentini fanno la conoscenza della terza ed ultima maschera presente in piazza San Marco a mezzogiorno del giovedì grasso 2021. Di dov'è? Io vivo qui a Venezia, originaria albanese. Lei è una delle poche che ha osato sfidare il tempo oggi con la maschera. Perché no? È la prima volta che mi godo Venezia in un periodo in cui non ci sono i turisti, perché io vivo qua da 5 anni. Questo costume chi gliel'ha fatto? È una bella domanda. Questo costume in realtà arriva dalla Russia. Sì, confezionato ad hoc. Sicuramente queste non sono le uniche maschere in giro per la città, ma per un attimo il giovedì grasso del Carnevale di Venezia sembra essere contenuto tutto in questi 20 metri, accanto a due bancarelle di maschere, i cui titolari non esultano certo per le vendite odierne, e ad un gruppo di fotografi amatoriali trevigiani arrivati in laguna armati di teleobiettivo con ben altre aspettative. Avevo un contatto con 2 o 3 maschere, ma non sono arrivate e purtroppo... Alla fine quante ne ha fotografate? 2, 3. Non hai soddisfatto? No. Ma lei non ha pensato di vestirsi lei? No, mai io. Parliamo di cultura. Come tanti altri musei statali ma anche privati è riaperto anche Palazzo Ducale. Mancano pochi minuti alle 10:30. Fuori da Palazzo Ducale si è già formata la coda. All'interno le maestose sale di quello che fu il cuore politico di uno Stato che in 1100 anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee attendono l'ingresso dei primi visitatori dopo mesi di chiusura per coronavirus. Punta di diamante degli 11 musei civici veneziani, Palazzo Ducale riapre al pubblico al termine di un vivace dibattito cittadino nei giorni in cui riaprono hanno riaperto anche i musei statali e privati di Venezia. Ci tenevamo oggi a dare questo segnale importante di vita a Venezia. Venezia riparte. Che risposta si aspetta dai veneziani? Venezia è una città forte, coraggiosa e resiliente e quindi mi aspetto una grande risposta dai veneziani, perché questi sono i salotti dei veneziani, ma siamo tutti veneziani in questo momento. Alle 10:30 in punto si spalancano i portoni. Dopo la misurazione della temperatura, i visitatori devono anche passare attraverso un metal detector, giusto per ricordarsi che il coronavirus non è l'unico problema di questi anni. Le sale iniziano timidamente a popolarsi ed è curioso che tra i primi a rivelarsi sensibili al richiamo del Ducale ci siano diversi tra quelli che potremmo definire i nuovi veneziani. Voi siete veneziani da poco tempo, da dove venite? Dalla Baviera, vicino Monaco. Perché avete deciso di trasferirvi a Venezia? Perché Venezia è per noi è la città più bella del mondo. Io credo è molto importante la cultura, i musei, il teatro. Di dov'è lei? Io sono brasiliana. Abita a Venezia? Vivo a Venezia da 6 anni. Perché ha deciso di venire qui oggi? Perché sarà il primo giorno che questo bellissimo palazzo è aperto e credo che lui deve essere aperto anche per noi che siamo cittadini, che viviamo in questa città, perché lui fa parte della nostra storia. L'ha infastidita le polemiche politiche che hanno accompagnato questa riapertura? No, non mi infastidisco, guardi, io ho notato tanta passione e tanto amore per questa città e per questi musei. Come le ripeto, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, sono prontissima a sedermi a qualsiasi tavolo per poter immaginare un turismo diverso che abbia a cuore il bene di Venezia. Andiamo a Cortina, inizia male il mondiale di sci per gli azzurri. Dopo 3 giorni di stop a causa maltempo, gli italiani nella seconda gara di Supergigante sono fuori dal podio.
I mondiali di Cortina iniziano nel segno della Svizzera, che piazza una doppietta nel Super G femminile, prima gara del programma dopo lo stop forzato dei primi 3 giorni. Scenario da cartolina per la vittoria della grande favorita, la ticinese Lara Gut-Berami, che è riuscita a conquistare il titolo iridato davanti alla compagna di squadra Corinne Suter. Ma la gara è andata male per le azzurre, la migliore è stata Federica Brignone, che è riuscita a piazzarsi soltanto al 10° posto. Le italiane purtroppo hanno fatto un po' fatica. Probabilmente una neve troppo facile per le caratteristiche delle nostre ragazze, perché sono molto tecniche. Sulla nuova pista vertigine il Super G maschile, l'oro è andato all'austriaco Vincent Kriechmeier, dominatore della stagione. Il tedesco Romet Baumann ha scalzato dal podio l'azzurro Dominic Paris, fuori Mattia Casse, più indietro su un tracciato difficilissimo. Sono finiti gli altri azzurri come Emanuele Buzzi oltre il 10° posto, Matteo Marsaglia e Christoph Innerhofer. La nuovissima pista vertigine tracciata dal tecnico azzurro Alberto Ghidoni si è rivelata spettacolare e difficilissima, soprattutto sul lungo salto da cui prende il nome la pista all'altezza del rifugio Duca d'Aosta. La pista maschile, la tracciatura ha fatto una grande differenza, quindi l'ha resa molto impegnativa e molto spettacolare. Bisognava usare la tattica, non era solo una questione di tecnica, ma ci voleva anche la tattica. Domani a Cortina niente gare, ma prove cronometrate di discesa, sia per gli uomini che per le donne. Soprattutto la squadra italiana mi auguro che parta con la seconda. Se fossimo partiti con una piccola medaglia saremmo stati ancora più motivati e tifosi, quali ospiti d'onore della squadra italiana, e speriamo che si possa avere qualche gioia anche come medaglia. Con lo sport era l'ultimo servizio per noi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora il TG di Venezia, arrivederci. Bentrovati al meteo. Aria fredda proveniente dalla Russia raggiungerà l'Italia. Il tempo sarà stabile, ma avremo un brusco calo termico sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di venerdì 12 febbraio sarà asciutta, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo però si presenterà piuttosto nuvoloso e coperto, anche se al pomeriggio non si escludono delle parentesi maggiormente soleggiate. Forte vento di bora sulla pianura e nelle aree costiere. Temperature, come detto, in sensibile diminuzione, con la colonnina che potrebbe portarsi su valori davvero pungenti, minime sotto zero praticamente ovunque, massime non oltre i 3 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà lo stesso, sempre tempo stabile con maggiore presenza di sole qui. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui -5 e -2 gradi, massime intorno a 1-2 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà simile con un ampio soleggiamento, salvo per locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime intorno ai -6 gradi, massime invece di poco sopra lo zero. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.